buongiorno, le principali notizie. La Regione dice no al progetto WeBuild per la costruzione di 2 dissalatori in Sicilia con capitali privati. Saranno stanziati 180 milioni di fondi regionali per Gela, Porto Empedocle e Trapani. Maltempo, frane, smottamenti nel Messinese, fiume di fango a Ginostra e Stromboli. Ad Agrigento cede un muro dell'ex ospedale, ora cantiere per i lavori del polo universitario. La procura apre un'inchiesta. A Palermo la Corte dei Conti indaga su un aumento dei costi da 40 milioni per la realizzazione dei reparti Covid in Sicilia. La Guardia di Finanza ha acquisito relazioni e documenti. Bayesian sospese per il maltempo le operazioni di recupero del veliero affondato nel Palermitano, 2 le ipotesi contrastanti. Gli inglesi parlano di vulnerabilità al vento, la procura di Termini invece di errore umano. Carne con muffa e blatte a Catania, chiusa una macelleria gastronomia in via Plebiscito, multe per 5.000 euro al titolare. A Catania è sempre più contrasto alla sosta selvaggia a Piazza Lanza, tante le auto bloccate con le ganasce o portate via col carro attrezzi. I catanesi dicono servono i parcheggi. Calcio, domani esordio nei play-off per il Palermo rosanero costretti a vincere sul campo della Juve Stabia per approdare in semifinale. In casa Catania brucia l'eliminazione con il Pescara, ma già si lavora al futuro. Buongiorno, eccoci dunque. La Regione siciliana dice no al progetto WeBuild per la costruzione di 2 dissalatori in Sicilia con capitali privati. La portata è sovradimensionata e la bolletta idrica potrebbe aumentare di 274 euro a persona. Maglio Viola. La Regione siciliana dice no a WeBuild, il progetto per la realizzazione di 2 dissalatori nell'area metropolitana di Palermo con investimenti privati, secondo i conti della Sicilia, avrebbe un impatto devastante sui costi della bolletta idrica finale. Si parla di circa 274 euro in più ogni anno sulla bolletta di ogni cittadino. Per questo la Sicilia boccia la proposta. Il progetto di realizzazione di 2 dissalatori nell'area metropolitana di Palermo deve servire popolazione per 839.000 abitanti, per i quali la portata di produzione d'acqua deve essere fra i 600 e i 1000 litri al secondo. Il progetto WeBuild invece ha una capacità 3 volte superiore, con una produzione prevista di 3.000 litri al secondo e un investimento complessivo di 875 milioni. Gli oneri di esercizio degli impianti sarebbero stati a carico della Regione per un totale di 230 milioni di euro annui fra ammortamento dell'investimento, energia elettrica e tasse. Il totale sarebbe stato di oltre 5 miliardi in 30 anni, in più i costi di distribuzione, e tutto sarebbe finito nella bolletta idrica dei siciliani. La Regione invece procederà con la propria gara per la realizzazione di 2 impianti più piccoli per un valore di 180 milioni. Intanto sono appena partiti i lavori per 2 dissalatori a Gela e a Porto Empedocle e partiranno a breve quelli per il dissalatore di Trapani, in tutto 100 milioni di euro per opere che saranno operative in parte entro l'estate e in parte subito dopo. Adesso il maltempo, con le bombe d'acqua che hanno creato in pochi minuti nelle scorse ore danni e disagi soprattutto nella zona nord-occidentale dell'isola. Palermo, Stromboli e Santo Stefano di Camastra le situazioni più complicate, interrotta la linea ferroviaria tra Palermo e Messina. Sentiamo Francesco Triolo. In 20 minuti è caduta la pioggia che solitamente cade in 2 mesi, una vera e propria bomba d'acqua, quella che si è abbattuta su Santo Stefano di Camastra, paesino tirrenico del Messinese, tra i più colpiti dal maltempo che da ieri imperversa in tutta la Sicilia. Danni ingenti, soprattutto alla ferrovia Messina-Palermo. La linea risulta ancora bloccata dopo che i binari sono stati sommersi da fango e detriti e il servizio è stato sostituito da bus. Nel pomeriggio il traffico dovrebbe tornare alla normalità. Situazione particolarmente delicata a Stromboli, la frazione di Ginostra è rimasta al buio e isolata per tutta la notte, mentre si sono registrate nuovamente colate di rocce e fango per le vie del paese, quasi una costante ormai ad ogni temporale, ed i piani per il consolidamento degli alberi sono ancora fermi. Anche a Palermo il maltempo è stato violento a causa del vento. Grandi rami di pino da tempo in attesa di potatura si sono staccati dagli alberi cadendo lungo i viali dell'ospedale civico, ostruendo diverse uscite d'emergenza. Fortunatamente non si sono verificati danni a persone. Disagi in tutta la città, un albero caduto su una macchina in corso Calatafimi
allagamenti in diverse zone della periferia e del centro, diversi gli automobilisti rimasti impantanati in alcune zone come Partanna Mondello in via Ugo La Malfa. Gli accumuli più significativi hanno registrato 110 mm nel palermitano, 100 mm nel messinese, 80 nel catanese, situazione più tranquilla sulla Sicilia orientale. L'allerta a ragione della protezione civile regionale aveva allarmato soprattutto la zona ionica, ma questa è la situazione della mattinata a Giardini Naxos. Adesso dovrebbe esserci una pausa di qualche giorno, ma gli esperti prevedono il ritorno del maltempo tra il 20 e il 26 maggio. Il maltempo che sta interessando la Sicilia potrebbe aver causato il crollo ad Agrigento di una parte dell'ex ospedale, oggi cantiere del polo universitario. Nessun ferito, ma sono state evacuate alcune abitazioni e la procura sta cercando di capire quali sono stati i reali motivi e le cause appunto di questo crollo. Sentiamo Davide Sardo. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta sul crollo avvenuto ieri sera nel cuore del centro storico. A cedere intorno alle 20 è stata una porzione dell'ex ospedale civile di via Atenea, oggi cantiere per la futura sede dell'Università di Palermo. Sul posto, per un primo sopralluogo, anche il sostituto procuratore Alessandra Failla. I rilievi sono affidati ai carabinieri e ai tecnici dei Vigili del Fuoco che stanno lavorando per accertare le cause del cedimento. Il boato ha fatto tremare il centro storico e scatenato il panico tra residenti e turisti. Fortunatamente non si registrano feriti. Il cantiere era vuoto al momento del crollo. Secondo alcuni abitanti della zona, gli operai avevano lasciato l'area intorno alle 14, solo poche ore prima del disastro. I danni più gravi si registrano in alcune abitazioni adiacenti, con 2 B&B e una casa vacanza evacuati per precauzione. Le notizie cinofile giunte da Palermo hanno escluso la presenza di persone sotto le macerie. Il cantiere era in fase di completamento. I lavori, appaltati nell'aprile del 2021 al consorzio RT Ares Energos di Martina Franca per oltre 4 milioni di euro, dovevano concludersi entro giugno. Ora il progetto subisce una brusca battuta d'arresto, mentre resta alta l'attenzione sulla stabilità dell'area. Via Atenea resta chiusa al traffico. Uomini che odiano le donne a Scicli, minaccia con un'ascia la moglie, aggredisce i carabinieri intervenuti su chiamata della vittima. Arrestato così l'uomo per minacce, lesioni e resistenza pubblica ufficiale. A Messina un uomo ha coltellato la compagna a una mano ed è finito anche lui in manette. Abbandonati dalle istituzioni, a Buongiorno Sicilia il grido d'allarme del sindaco di Monreale. Intanto le indagini sui complici del branco vengono supportate da messaggi postati sui social. Sentiamo Marco Gullà. Le istituzioni non ci stanno supportando, ma ci rialzeremo. Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, nel corso di Buongiorno Sicilia, ha mandato un messaggio chiaro, deciso. Monreale, nel post strage, è come se fosse stata abbandonata dalle istituzioni regionali e nazionali. Il fatto che non sia arrivato davvero nessun segnale, nessuna testimonianza di vicinanza, questo lascia tutti un po' perplessi e soprattutto getta un po' nello sconforto, perché la prima cosa che ci si aspetta è che da enti sovracomunali o comunque dalle istituzioni che dovrebbero guardarci dall'alto almeno quella vicinanza necessaria per poter traghettare verso mari più sereni. Penso che sia doveroso. Intanto proseguono le indagini degli investigatori per risalire agli altri membri del branco dello Zen, un'indagine che si sta strutturando soprattutto grazie a tanti indizi social, dalla foto alle testimonianze e poi i social network che diventano teatri di battaglia tra Monreale e Zen. Nascono pagine Facebook, una su tutte, Monreale Trash, che vediamo. Vengono pubblicati video, reel e storie, segnalazioni decisamente utili per le indagini, come quelle fatte dalla fidanzata di una delle vittime. Passano i giorni ma l'attenzione sale, non diminuisce. C'è anche chi difende i 3 arrestati dello Zen e probabilmente protegge anche gli altri sospettati. La Corte dei Conti sta indagando su un presunto buco da 40 milioni e sui ritardi nella realizzazione dei reparti Covid in Sicilia. Su mandato della Procura, la Guardia di Finanza ha chiesto di acquisire relazioni e documenti. Maglio Viola.
Un buco da 40 milioni di euro starebbe emergendo nella rendicontazione della spesa per la realizzazione dei reparti Covid in Sicilia. Su 309 milioni di euro per realizzare 39 reparti, il 10% della spesa sarebbe anomala, mentre la realizzazione delle strutture in estremo ritardo. Per questo la Guardia di Finanza, su mandato della Corte dei Conti, ha chiesto all'assessorato regionale alla salute, con una lettera dello scorso 9 maggio, la trasmissione anche alle fiamme gialle della relazione sullo stato dell'arte e sull'uso di questi fondi, chiesta dall'assessore Daniela Faraoni appena insediatasi. Con un'altra lettera di 3 giorni fa, del 13 maggio, la Finanza chiede anche copia delle carte relative agli appalti, allo stato dell'arte della realizzazione e relative ai pagamenti nei confronti dei componenti dell'ex struttura commissariale. Secondo le ipotesi investigative si configurerebbe un danno erariale nella liquidazione dei compensi al commissario straordinario e ai suoi collaboratori per complessivi 400.000 euro circa. Gli incarichi infatti sarebbero stati assegnati a titolo gratuito. Il piano originale della Regione prevedeva la realizzazione di 253 posti di terapia intensiva in aggiunta ai 418 esistenti, per un totale di 671, e di 318 posti di terapia subintensiva. Ma c'è una differenza fra questi numeri e quelli risultanti al Ministero, che avrebbe finanziato invece un fabbisogno aggiuntivo di 301 posti letto di terapia intensiva fino a raggiungere il numero massimo di 719 e di 350 di terapia subintensiva. Questa differenza creerebbe il buco di 40 milioni e sarebbe anche alla base della polemica dei mesi scorsi fra la Regione e la Corte dei Conti, proprio sulla realizzazione finale relativa a queste opere. Ci occupiamo del caso della Bayesian sospese per il maltempo e le operazioni che permettevano il recupero del veliero affondato a Porticello nel Palermitano. Intanto si fanno largo due ipotesi contrastanti sulle cause del naufragio. Gli inglesi parlano di vulnerabilità al vento, la procura di Termini invece dice di errore umano. Eva Spampinato. Non c'è pace per il recupero del Bayesian. Questa mattina i sommozzatori erano tornati ad immergersi per tagliare quel bomo agganciato alle rocce a 50 metri di profondità dove giace il relitto del Bayesian. Avevano ricominciato da dove si erano fermati, da quel drammatico taglio del MoMA che è costato la vita ad un sub olandese di 39 anni. Ma le complesse operazioni di recupero sono state nuovamente sospese per il maltempo, mentre vanno avanti le due inchieste parallele sul naufragio che offrono versioni contrastanti sull'accaduto. Secondo il rapporto preliminare dell'ente inglese MIB, la causa principale del naufragio, dove morirono 7 persone, tra cui il magnate Mike Lynch e sua figlia, sarebbe stata una raffica di vento estremo superiore a 130 km/h che ha fatto inclinare il veliero di 90 gradi in meno di 15 secondi. Il Bayesian rappresentava una vulnerabilità strutturale sconosciuta all'equipaggio che lo rendeva instabile in condizioni di vento forte, anche con le vele ammainate e il centro di deriva sollevato. La procura di Termini Imerese invece ipotizza responsabilità umane e indaga per naufragio e omicidio colposo plurimo il comandante e l'ufficiale di macchine. Al centro dell'inchiesta presunte negligenze dell'equipaggio, tra cui il mancato allarme ai passeggeri durante l'emergenza, e proprio i superstiti raccontano momenti drammatici. Alcuni si sono salvati utilizzando mobili galleggianti e sacchetti d'aria, altri sono stati catapultati in mare. Le acque di Porticello questa mattina sono state protagoniste di un altro incidente non collegato al Bayesian. Un rimorchiatore che passava da lì è andato in fiamme e sono intervenute le imbarcazioni dei vigili del fuoco. Un episodio singolare ma che alimenta il mistero di Porticello, il triangolo delle Bermuda siciliano. Carne con muffa e blatte a Catania, chiusa una macelleria gastronomia di via Plebiscito, gravi le irregolarità e multe per quasi 5.000 euro al titolare. Roberta Lunghi. Carne condita da muffa e blatte. È la scoperta della polizia di Catania in una gastronomia macelleria di via Plebiscito, della quale non è stato reso noto il nome. Gravi le irregolarità riscontrate nel locale, in cui spadroneggiavano blatte praticamente ovunque, cosa che ha fatto scattare la chiusura dell'attività e 4.400 euro di sanzione. Le multe sono arrivate a pioggia anche per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo predisposte in un apposito manuale, rilevata anche la mancata tracciabilità di una
una mezzana equina di circa 80 kg che presentava anche delle muffe diffuse e una colorazione particolarmente scura. Pertanto la carne è stata ritenuta non idonea al consumo e distrutta. Da qui altre 1.500 euro di multa. La carne era destinata a essere venduta ai clienti sia cruda che cotta, in quest'ultimo caso attraverso un braciere piazzato in strada in modo del tutto abusivo, che è stato sequestrato dalla polizia municipale con una sanzione di 308 euro per accensione non autorizzata di fuochi. Inoltre gli agenti hanno constatato l'errato conferimento di rifiuti, la presenza di una tenda abusiva con sedie e tavoli che sono stati sequestrati. Per queste infrazioni il gestore è stato multato per altri 560 euro. Restiamo a Catania, Ganasce atto secondo, l'offensiva contro la sosta selvaggia fa tappa a Piazza Lanza, numerose le auto bloccate con le ganasce ovviamente o portate via con il carro attrezzi. I catanesi dicono prima di reprimere servono i parcheggi. Tonino De Mana. Minchia, i vigili. Papà, ma che cosa sono i vigili? Ma che è un'astronave? Dovrebbe essere un carro attrezzi. Non sono astronavi, sono carro attrezzi, non sono gialli come nel film L'ora legale di Ficarra e Picone, ma bianchi e camminano insieme alle auto della polizia municipale e ai furgoni AMTS che trasportano i ceppi bloccaruota. Dopo l'offensiva in via Santa Sofia, le temute ganasce volute dall'amministrazione Trantino arrivano nella caotica piazza Lanza nel tentativo di riportare ordine e legalità. I mezzi in divieto di sosta vengono verbalizzati e bloccati, gli altri, specie negli incroci e negli attraversamenti pedonali, vengono portati via direttamente con il carro attrezzi, destinazione l'autorimessa di via Plebiscito. In piazza Lanza raccogliamo lo sfogo dei catanesi. Non ci sono parcheggi, non c'è niente, noi un abuso secondo me. No, che al comune ci servono soldi e noi spostiamo. Prima di provvedere a fare multe, mettere ganasce o carro attrezzi o altre cose, devono provvedere a dei parcheggi. Lei ha lasciato la macchina in doppia fila perché? Perché non ci sono stalli per disabili a piazza Lanza? Non solo non ne abbiamo trovato, perché questo è il secondo giro che facciamo. Cosa ne pensano i clienti disabili? Allora, la persona che entra in carrozzella fa altro che lamentarsi, ma la problematica maggiore è farla arrivare dentro e farli parcheggiare. Stalli per disabili pochissimi ed occupati abusivamente, strisce pedonali sbiadite o quasi invisibili, corpi luminosi ricoperti dagli alberi. La svolta a piazza Lanza è comunque lontana. Una breve pausa, poi ancora cronaca con uno spacciatore di droga nel catanese che vendeva appunto gli stupefacenti in un capanno del suo giardino. I carabinieri di ACI Sant'Antonio, siamo nel catanese, hanno arrestato un 32enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari si sono insospettiti per il viavai di giovani nella sua villetta a Valverde in diverse ore del giorno e della notte. In giardino era stato infatti allestito un chiosco per la vendita di droga, un capannone per gli attrezzi serviva per lo stoccaggio e la vendita di marijuana e hashish, con locandine con le diverse tipologie di droghe in vendita e sulle confezioni i cartellini con addirittura i prezzi. Il Tribunale del Lavoro di Trapani ha respinto il ricorso del direttore generale dell'ASP Ferdinando Croce contro la decisione della Regione che aveva deciso la sospensione a seguito dello scandalo dei referti istologici consegnati con molti mesi di ritardo ai pazienti. Croce aveva fatto ricorso contro la sospensione e presentato un dossier in cui metteva sotto accusa i vertici dell'assessorato alla sanità. L'arte dei pupi in corsia con gli spettacoli della compagnia di Vaccaro Mauceri, spettacoli nelle pediatrie degli ospedali ragusani e siracusani per rallegrare i piccoli degenti. Veronica Barbarino. Noi paladini siamo sempre stati considerati gli eroi. La storica arte dei pupi siciliani esce dai teatri per entrare per la prima volta in Italia nei reparti pediatrici degli ospedali ragusani e siracusani. Dei pupi sei la star, con le tue magie fai danzare l'uomo. È
SOS Pupi in Corsia della compagnia dei pupari Vaccaro Mauceri, in 30 minuti di spettacolo per non interferire con le attività ospedaliere, regala gioia e meraviglia ai bambini ricoverati. Ogni giorno il Corona Port. Il Corona Port. Va bene, allora andrò a comprarlo in pasticceria. La magia dei burattini è creata dall'attrice Donatella Liotta, dai manovratori dei pupi Massimo Tuccitto e Paolo Lamesa, sotto la supervisione del maestro puparo Alfredo Mauceri, anima del teatro Alfeo. Al progetto ci teniamo tantissimo perché le figure, il mondo delle figure ha sempre molto affascinato i bambini, e il senso proprio del progetto e dello spettacolo è che se i medici curano il corpo alla grande sicuramente, noi proviamo a dare un po' di sollievo all'anima di questi bambini. Partendo dalla Sicilia orientale, obiettivo è adesso coprire tutta l'isola per diffondere divertimento, regalare allegria e vicinanza. Il 31 luglio scadrà la proroga per l'attività della cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale San Vincenzo di Taormina. A 2 mesi e mezzo dallo stop, il futuro del centro di eccellenza resta ancora appeso a una decisione da prendere. Anche il ministro è in attesa di indicazioni sulla ricollocazione del CCPM da parte della regione, mentre le famiglie sono nello sconforto. In assenza di certezze, Roberta Lunghi ne parlerà a Sicilia 24 Focus, ospiti l'onorevole Francesco Ciancitto, componente della Commissione Sanità alla Camera dei Deputati, e Antonino Alibrandi, segretario CISL di Messina. La trasmissione sarà anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it e le vostre domande con un messaggio al 342 74 55 005. La trasmissione alle 14:30. Una pausa pubblicitaria, poi ci sarà il calcio con l'attesa anche per il Palermo che domani appunto comincerà i suoi play-off. Eccoci al calcio, obbligato a vincere domani il Palermo. Nel primo turno play-off dovrà necessariamente vincere a Castellammare se vorrà staccare il biglietto per le semifinali. Marco Gullà. Una vigilia surreale. Domani il Palermo giocherà il primo turno play-off a Castellammare contro la Juve Stabia. La formazione rosanero ha un solo risultato da centrare se vorrà passare il turno e andare in semifinale, ovvero la vittoria. Eppure in casa Palermo tiene banco lo sciopero del tifo degli Ultras, conseguenziale comunque alla conferma da parte del City Group dell'amministratore delegato Giovanni Gardini. Tuoni e fulmini. Per la curva nord la stagione è già finita, scrivono in una nota. Questa invece la replica del tecnico Dionisi. Per noi non è finito, non è assolutamente finito, ce lo ripetono i nostri dirigenti, c'è scritto in palestra, non è finita finché non è finita, e mai come oggi non è finita, quindi ci dobbiamo credere. Sapevo del comunicato e mi dispiace, però ho già parlato più volte di questo, avete capito qual è il mio pensiero e mi dispiace, punto. Dionisi sceglie i titolarissimi. Contro la Juve Stabia dovrebbe tornare in campo la stessa formazione che ha battuto il Frosinone, con l'unica novità di Ceccaroni al posto dello squalificato Nicolau. Non ci sarà Magnani, ancora alle prese con l'infortunio alla gamba sinistra. Dopo essere stato impiegato a centrocampo contro la Canarese, Segre tornerà nel suo ruolo abituale di trequartista sul centro-destra. Confermati Brunori sulla tre quarti di sinistra e poi Ampalo al centro dell'attacco. Juve Stabia con Adorante e Candellone. Domani fischio d'inizio alle 19:30. In casa Catania brucia l'eliminazione con il Pescara, ma già si lavora sul futuro. Rientreranno alcuni giocatori dai prestiti e anche Zarbano è già operativo. Si attende l'ufficializzazione la prossima settimana, incontro con Toscano. Marco Carli. Il futuro in casa Catania tutto sommato è cominciato prima dell'eliminazione dai play-off ad opera del Pescara, che brucia ancora perché la possibilità di passare il turno c'era e probabilmente è stata persa in casa con la sconfitta patita nel finale. Ma dicevamo, il futuro è già cominciato con l'offerta irrevocabile d'acquisto di Torre del Grifo e prima ancora con la definizione dell'accordo con il direttore generale Zarbano, già operativo, biennale per lui come già anticipato. L'ufficializzazione dovrebbe arrivare la settimana prossima, quando è previsto anche un consiglio di amministrazione e l'incontro fra la dirigenza e Toscano per verificare
verificare se il tecnico confermerà di voler andare avanti. L'obiettivo vuole essere partire contando su un'ossatura che va sicuramente migliorata, magari con 2 innessi in difesa, 2 a centrocampo e 1 in attacco. 1 anche perché Cianci rientra dal prestito alla Ternana e resterà, mentre Cicerelli tornerebbe in caso di mancata promozione della squadra rossoverde. Discorso Castellini: non sono maturate le condizioni per l'obbligo di riscatto del Pisa. Ovviamente andranno sondate le volontà del calciatore, che viene considerato una risorsa, come ovvio che sia, dal Catania. Poi, qualora Torre del Grifo venga giudicato al club, sarà da verificare quando cominceranno gli allenamenti, ma l'importante, al di là della data, sarà l'aver acquisito il centro sportivo, così come tramite offerta distinta si riprenderà il logo del Catania 1946. Il futuro che si lega al passato, mentre la stagione del terzo anno in C targato Pelligra, anche se deve arrivare, è già cominciata. Alcune basi sono state già messe, ma bisogna continuare. Il futuro è adesso, in tutti i sensi. Invece per il Messina a Foggia sabato, nel ritorno dei play-out, i giallorossi dopo lo 0-0 dell'andata devono vincere se vogliono evitare la retrocessione. È tutto, vi lascio al Focus, oggi curato da Roberta Lunghi. Grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.